Scusami Marco, pattini, intanto certo. noi non lo stiamo vedendo, ma in Italia stanno vedendo la discesa di Georg Hackl, a cui seguirà La pista di Olang Valdaura, l'unica pista di slittini che sia mai stata costruita in Italia, ma oggi non viene più utilizzata, esatto. e non ha più le norme, non è in norma per le gare. Poi non dimentichiamo che è una pista naturale, una pista ancora con il profilo curvo, cioè con sempre Hackl, mi dicono, in riproposto alla terza manche, questo mostro che in effetti, come dicevi tu Stefano, è un palmo sopra gli altri. Mi parlavo appunto con i ragazzi prima qui dello slittino, loro stessi riconoscevano per questo atleta delle capacità uniche. Tu sei in zona traguardo, Marco. Ora sono arrivato finalmente al traguardo, dove c'è una ressa che poi diciamo che ho qualche senso di colpa, perché io sono in una cabina anche abbastanza, non molto, ma abbastanza al caldo. Tu ti sei fatto su e giù il percorso, ti ripeto, ho qualche senso di colpa, ma mi sono riscaldato, sento il fiatone. Senti, ecco, c'è già intanto Pionico a Lillehammer di doppio, e un passaggio molto dura qua, però l'ha fatto bene. Benissimo, grazie. Andiamo su Armin Zöggeler. Qui può già decidersi una grande fetta di gara. Attenzione al tempo di spinta, 3,186 per Hackl. Fa meglio Armin Zöggeler, d'altra parte la spinta è il punto forte dell'azzurro, il punto debole del tedesco. Adesso però dobbiamo vedere i primi passaggi intermedi. È ancora in vantaggio, 40 millesimi. I millesimi che separano i due sono 213 dopo 2 manche. Continua a dipingere una gara buona, però perde 5 millesimi. E qui purtroppo ha un attimo di incertezza, speriamo non lo paghi troppo in termini cronometrici. Velocità 129, tempo intermedio 4754, perde ancora qualcosa ma pochissimo. Sono 51 millesimi che vanno sommati poi ai 213. Conclude 123 millesimi in più, scuote la testa, probabilmente è l'addio alla medaglia d'oro, ammesso che puntasse a questo Zöggeler. Il ritardo da 9, che poi non è una curva ma in realtà è un dosso. Andiamo su un ritardo da Zöggeler di 188 millesimi, discesa molto importante perché i candidati alle medaglie sono questi tre. Tempo di spinta molto veloce anche lui, meglio decisamente di Hackl, così come meglio aveva fatto Armin Zöggeler. Brock, 33 anni, austriaco di Mieders nel Tirolo. Attenzione perché continua a far meglio di Hackl, dunque potrebbe avvicinare il secondo posto di Zöggeler. Nessun problema fino a questo momento, molto alto in questa curva. E qui è in ritardo, qui è dove Zöggeler ha sbagliato, meglio Brock. Velocità 128,3, leggermente inferiore a quella di Armin Zöggeler. Il tempo è comunque superiore, dunque probabilmente manterranno le posizioni i primi tre. Ultimi secondi di gara, Hackl conclude con un tempo superiore anche a quello di Armin Zöggeler, dunque tutto come prima, dopo 3 manche. Hackl che adesso sta scendendo quasi mezzo secondo. La spinta a mani aperte, a differenza di Hackl che spinge a pugni chiusi. È superiore il tempo di spinta a quello di Zöggeler e di Brock, e quasi identico a quello di Hackl. Primo intermedio superiore, più lento dei tre atleti che l'hanno preceduto. Si avvicina alla curva 7 a cui segue un leggero tratto in salita, eccolo. Qui la curva 9. E adesso arriva al tratto più difficile, quello fra la curva 10 e la 11, un tratto in salita, velocità molto elevata, 130,2, e difatti si comporta meglio di Zöggeler e di Brock. È entrato molto bene nel tratto in salita. Chiude Müller, attenzione, 49,729 è sui tempi di Zöggeler, 14 millesimi superiore al tempo di manche di Zöggeler. Dunque la novità è che Jens Müller ha scavalcato Brock e si è portato al terzo posto, ma fra Müller e Zöggeler ci sono